Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, sempre con Massimo Privitera. Ciao Massimo. Ciao Marco, e sempre con Marco Testoni. Allora, continua questa nostra cavalcata all'interno di quale festival, Massimo? Il Roma Film Music Festival terza edizione di Marco Patrignani. Benissimo, l'ha detto lui perché siamo in tanti a invertire i no Roma Music, Roma Film, eccetera, eccetera. No, la dicitura esatta, Massimo, è, ripeti? Roma Film Music Festival. Ok, allora questa volta mi piace l'ospite particolarmente perché è una figura ibrida, come non è che ce ne capitano spessissime, a volte ci capita il regista compositore, ad esempio Stefano Reali, in questo caso abbiamo invece il caso di un attore compositore. È stato intervistato appunto all'interno di questo festival e ha detto delle cose secondo me molto interessanti, molto particolari, anche perché un po' risentono della sua visuale in qualche modo, della sua formazione. Stefano Fresi, attore rinomato che però pochi conoscono come colui che in realtà ha avuto una carriera anche da compositore, l'ha tuttora, ma comunque nasce anche come compositore. Vabbè, Stefano Fresi è noto ai più perché intanto ha avuto sia ruoli primari che ruoli secondari, ma di grande spessore in molti film dal grande successo al botteghino italiano, al cinema e anche in streaming. Penso alla trilogia di Smetto quando voglio, il film Il Regno che vi consiglio di vedere, molto particolare, il musical The Land of Dreams, il primo musical italiano ma dal respiro internazionale, con le musiche di Fabrizio Mancinelli, dove proprio Stefano Fresi canta anche una delle melodie della colonna sonora. E poi noi, la Giulia, i figli, la casa di famiglia, ma cosa ci dice il cervello? I delitti del barlume, i delitti del barlume. E i delitti del barlume, ma non Non lo sapevo. solo, ma non tanti sanno che Eh. la sigla dei titoli di testa della serie TV Romanzo Criminale di Stefano Sollima del 2008, la musica è proprio di Stefano Fresi, che tanto è stato il suo esordio come attore. Poi Stefano Fresi ha scritto per cortometraggi, per alcuni lungometraggi, ma ve li ricordate quei nuovi stacchetti grafici della Rai, quelli a forma di cubo? Tutti i jingle sono ad opera di Stefano Fresi. Tra l'altro il suo intervento come il talk all'interno del Roma Film Music Festival è stato uno dei più belli, più emozionanti, perché poi effettivamente ha questa grandissima passione, a parte la cultura dal punto di vista compositivo musicale, ha proprio una passione per le colonne sonore, e al pianoforte, attraverso alcuni esempi, anche audio e video, lui proprio ha raccontato la sua passione per la musica, per immagini. Tra l'altro il talk aveva un nome molto particolare, la tecnica delle emozioni, come perché armonia e melodia sostengono e potenziano il significato delle immagini. Quindi veramente qualcosa di molto molto particolare, e devo dire che qualche lacrima ha suscitato in tutti i presenti. Addirittura. Io aggiungo oltretutto che prima ho detto attore e compositore, ma sapessi Massimo quanto canta bene Stefano Fresi. È veramente un bel personaggio da intervistare. Andiamoci a sentire Stefano Fresi. Buona visione. Ciao, sono Stefano Fresi e sono comodamente seduto proprio in mezzo al Roma Film Music Festival, il festival più bello del mondo. Stefano, per te quanto è importante e soprattutto quanto è indispensabile avere un evento come il Roma Film Music Festival, visto che non c'è mai stato? Avere un evento come il Roma Music Film Festival è fondamentale, perché non c'era e non è accettabile che non ci sia un festival dedicato a un personaggio così importante del cinema come la colonna sonora, che conta quanto la regia, quanto la fotografia, quanto i costumi, quanto le scene. È un personaggio vero e proprio del film, e quindi che ci sia un festival dedicato ai grandissimi compositori, un festival vivo in cui si suoni tanta musica, si veda tanto cinema dal punto di vista musicale, era necessario ed è un bene che esista. Senti, a proposito di questo, per te cos'è la musica per immagini, quando è veramente musica per immagini? La musica per immagini è quando io, che sono un compositore, ho la possibilità di scegliere, 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 di scegliere
La musica per immagini è veramente degna di questo nome quando sposa totalmente l'immagine, quando è la musica di quelle immagini lì e non una musica che sta bene su quelle immagini come ce ne potrebbe stare bene un'altra o come potrebbe stare bene su altre immagini, ma è proprio, non puoi separare i fotogrammi dello squalo dalla musica di John Williams e viceversa, non lo puoi usare da un'altra parte, non puoi usare quella tensione per un altro film. Questa colonna sonora meravigliosa che è appena partita, vedi, quando parliamo in un festival come questo, partono le colonne sonore da un momento all'altro. Senti, quante emozionalità hai provato nel fare questa tua performance, perché è stata una performance reale, altro che un talk, all'interno dei Forum Studios? Sai, venire a fare un talk qui è motivo di grande orgoglio per me, perché comunque la mia vena musicale è conosciuta meno di quella attoriale, perché comunque sia il cinema ti mette in prima linea con i riflettori puntati sopra e la musica un po' meno, tant'è che è arrivato solo adesso un festival che parla della musica, no? E quindi magari avere la possibilità di parlare di una passione così forte come la mia per la musica e in particolare per la musica nel cinema, visto che unisce tutte le mie passioni, è stato veramente motivo di grande orgoglio. Poi devo dire che è stato particolarmente bello, insomma è stato molto emozionante farlo nello studio A, cioè lo studio dove il 90% delle colonne sonore italiane sono state registrate lì, ci hanno diretto grandi direttori, Ennio Morricone per primo, però insomma è stata un'emozione fortissima. Ti senti più Stefano Fresi attore o più Stefano Fresi compositore o ambedue? Io non credo che ci sia una differenza fra uno Stefano Fresi attore e uno Stefano Fresi musicista, credo che si compenetrino totalmente e credo tra l'altro che il mio essere attore dipenda molto dal mio essere musicista, visto che ho cominciato con la musica, perché la musica mi ha insegnato una cosa, infatti ho capito che nelle accademie di recitazione la musica dovrebbe avere un ruolo ancora più importante. Nella recitazione nessuno ti insegna le pause, il silenzio, cioè a un certo punto ti dicono fai una pausa, ma non è misurata, la musica prende il silenzio talmente sul serio che c'è scritto in partitura quanto devi tacere, c'è una pausa, se è 4 quarti è 4 quarti, se è 3 è 3, tu leggi un libro, c'è un punto che dice che è finita la frase e poi ne comincia un'altra, ma in mezzo quanto dura quel silenzio? In musica è scritto. E questo ti fa capire che quel silenzio è importante perché dà senso a quello che hai appena detto e dà senso a quello che stai per dire. In musica non si scappa, è scritto lì. Se uno recitasse con le pause musicali sarebbe la fine del mondo. Ti ringrazio veramente. Grazie Grazie Stefano. a voi, grazie tanto.